questi sono i dinari macedoni, va che strani, molto strani. Fai vedere gli altri sotto. Tutti colorati con sti colori qua, un po' così. Sembra una plastica. Con quella faccia un po' così, con quei colori un po' così. Che abbiamo noi? Che abbiamo visto Genova. Guarda di col pavone. Tutto molto bello, diciamo che grazie alla bicicletta e alle mie capacità piedatorie sono riuscito a visitare praticamente tutto qua. Domani mattina io direi, beh sì, il tempo mette anche bene, quindi domani mattina si va con la funivia su a vedere quella croce enorme, che poi ovviamente metterò i video con la musichetta e spiegherò cos'è quella roba. Cioè, hai capito come funziona con Zingano? Praticamente prima viaggiano, fa le video e tutto quanto, poi una volta diciamo ritornato alla base capisce che cazzo ha visto, si documenta e dopo ti spiega il tutto, se vuoi la verità. Se invece volevi una più comoda bugia, allora posso fare come gli altri, che vado là, ti spiego e tutto quanto. Buongiorno Italia, per ovvi motivi sei senza stabilizzatore perché adesso entriamo nella stazione degli autobus, ci cattiamo il 25 e andiamo su nei monti con Annetta a vedere la Big Cross, la croce quella enorme. Ok, non è questa la bus station per andare nella Big Cross, abbiamo trovato anche il controllore, no? Che all'inizio era anche molto scorbutico, diciamo severo, austico, e quando poi avevamo detto che dovevamo andare nella Big Cross, probabilmente un tipo molto religioso, è cambiato da così a così e ci ha spiegato il tutto. Adesso noi dobbiamo andare qua dove ci sono gli autobus rossi. Io sto sempre molto attento alla fotocamera perché c'è gente strana che si avvicina e ti domanda skate qua e là, hai capito? Io volevo sti autobus qua, quelli tipo inglesi a 2 piani, guarda che figata. Sì, guarda che roba. Figata, la biglietteria dentro un vecchio autobus abbandonato, guarda. Cazzo figata. Ecco sì, i biglietti li timbri passando questa specie di schedina che ti hanno dato là, pensa a te. Oh dai andiamo su, ma sì, vediamo dove si ferma. Dai finché fermo cazzo, che dopo ci shakeriamo. Che figata. Io mi metto davanti, Giovanni. Che cazzo vuoi metterti dietro? Allora la guida di qua e mi metti di qua. Opla. Guarda che roba, chiesette ovunque, povertà ma chiesette ovunque. Ragazzi, io in qualche modo devo scusarmi perché ho cercato in ogni luogo, in ogni modo, sono stato illuso più volte vedendo una cosa e poi riscoprendone un'altra. Il fatto sta che la toppa locale qua non esiste, una roba incredibile, porca miseria. Sai che ho su sti autobus qua a 2 piani, quando fa le curve cazzo dondola più del mio camper, è una roba incredibile. Adesso niente, il nostro scopo, il nostro obiettivo di oggi è riuscire a scendere alla fermata giusta. Secondo te ce la faremo? Secondo me no. Vabbè, poi non si sa per quale X motivo, probabilmente un cavo difettoso, il gimbal qua non si è ricaricato, quindi finirò la batteria dello stabilizzatore quindi mano libera dopo. Problema risolto, abbiamo trovato queste gentili signore da Polak che parlano bene l'italiano, che scendono anche loro nella grande croce, quindi non ci perdiamo neanche stavolta. Giovanni terrorizzato per ogni volta che l'autobus a 2 piani passa sugli alberi, sui cartelli. Ma secondo te perché io mi sono messo a sinistra, no? Quando Giovanni mi ha detto se prendiamo l'autobus invece di farla in bici, ho guardato la montagna, ho detto sì. Cazzo, prima mattina sarei arrivato morto, anzi non sarei neanche arrivato. Sì ragazzo, sì. Mamma mia, fortuna va che non l'ho fatto in bici. Anche tipo di Tenerife, un po' come quando andavi su nel Teide. Ciao Fufi, non ci credo, hanno l'etichetta come le pecore, guarda che robe. Guarda, nell'orecchio ha proprio la targhetta gialla, vedi? Che robe. Oh, altissimi siamo comunque, dobbiamo ancora prendere la funivia. Qui è dove si prende la funivia? No, che ci credi o no, la via qua, i pannelli solari, guarda sopra.
Buongiorno Italia, è qua nella WWVia che mi si è spento lo stabilizzatore, quindi adesso lo metterò in zaino e tutto manina libera, purtroppo. Vabbè, che vuoi che ti dica? Sì, è enorme Skopje, veramente è una città enorme. Ma non è proprio altissimo, siamo a 1052 metri. Vedi qui sotto, questo è un sentiero, perché c'è anche gente che ha il coraggio di farsi ste sfaticate e arrivare fin su a piedi o in mountain bike, perché ci ho trovato qualcuno in bici, non su questo sentiero, ma sulla strada che porta alla funivia. Dai, fantastico, praticamente abbiamo pagato meno di 1,50 € per la funivia qua, e che è l'ovvia, e che anche lunghetta, voglio dire, cioè non è che ti fa 100 metri. Wow, è enorme ragazzo. Wow ragazzo, guarda, è immensa e i piedi ci hanno costruito il baretto, giustamente, vabbè dai, che te devo dire. Buongiorno Skopje, che magari poi si dice anche Skopje, va a sapere. Ultimamente sto andando tanto a bar, però sì, Italia, che bar voglio dire, cioè, insomma, guarda, yeah. Certo che tra chiese e croci qua posso dire anche ai miei parenti che sono a posto con le messe per altri 10 anni, tenendo conto che ho visitato anche la casa di Madre Teresa, quindi insomma proprio completo. No, va che figata, cazzo, là potevo bere il caffè. A parte Giovanni, guarda che panorami, guarda che roba, porca miseriazza. E poi non capisco se su sta croce ci si può salire, che mi piego a schiena, oppure no. No, non si entra, che peccato, veramente è un peccato. Credo stiano facendo tipo dei lavori, perché vedo gente andare su, ma non mi sembrano turisti, hai capito? Perché vedi che c'è l'ascensore, porco cane. Ma d'altronde no, vedi, è tutto chiuso, no, non si può. Era una formica che prova a portarsi cos'è, un pezzo di patatina, non lo so. Fantastico, ho fatto la colazione in cima alla montagna nella Millennium Cross e niente, noi adesso andremo avanti. Giovanni ha visto un lago con un canyon che gli piaceva, speriamo bene, più che altro per la strada, che non siano cose impegnative, e vediamo di andarci. Sì, sta roba non l'ho capita tanto, cioè l'UVV è sempre in azione, sempre che gira, no? Però si può scendere a mezzogiorno in punto, adesso sono le 11:38, vabbè. Questa torre qui in costruzione, anche questa ti garantisco enorme, dicono sia una torre per i ripetitori del segnale telefonico. Mi pare strano, così in pietra. E questo deve essere stato un vecchio bar abbandonato, guarda che c'è anche il camminetto con quella scritta là un po' strana, non si capisce una ciricoccola di minchia. E qua dentro il The Gay, oh, che robe. Che forte la scritta così, chissà cosa vuol dire. Hanno lasciato i sgabbiotti là bloccati a metà, non capisco, gli avevano fatto fare tipo una pausa, va a sapere. Di sera sarebbe anche illuminata, io non l'ho vista illuminata. E qua vedi ci sono quelli mentre facciano i lavori di costruzione, no? Di certo non hanno i problemi di vertigini che assingano. Senti sotto un po' di musica macedone in teoria, finalmente. Cacchio hanno fatto qua, guarda, un bastone con le corna, incredibile. Cioè, incredibile, strano. Cioè, non è che te che dici a uno trova un bastone con le corna non gli crede, Se chiudono, chiudete lo sgabbiotto che fa anche freddo, tira aria. No, è che il tipo adesso ci ha chiesto il biglietto, ma col cazzo però. Come il tipo ci ha chiesto? Si stava fermando. Ho capito, ma sembra che se si sveglia prima non ho capito. Difatti. Va bene, dai. Oh, ormai siamo andati. Sta avvisando la radio, ho capito, ma siamo qua. Ormai se ce lo chiedono giù ce l'abbiamo, cioè non è che non capisco. No, per l'uscita non c'è da mettere il biglietto, credo che non ci hanno fermati. No, forse questo signore qua adesso, vediamo. No, non credo. Buongiorno. Bello, un puiton. Posto? Via. Sì, hanno chiuso il ragazzo, a lui glielo stanno chiedendo. Probabilmente il tipo sopra, come dice Giovanni, è rincoglionito e gliel'ha chiesto a lui invece che a noi. Noi comunque, vabbè, ce l'avevamo, quindi voglio dire. Guarda, qui abbiamo anche già l'autobus, è sempre il 25. Guarda che figo, che è tanto figo. Mi dispiace tanto di farti le riprese così a manina, però vabbè, che ti devo dire? Lo stabilizzatore non si è caricato e basta. Guarda, questo da camperizzare, 2 piani, quasi dopo son cazzi e far manovre e andare in giro.
E beh, come potenza ti dico andava su come un treno, c'è una potenza estrema, lentissimo per carità, cambio automatico, però le salite proprio non le sentiva. Sì, ho capito, ma è scritto in burundese, non è che ci capisco tanto. Sì, figo. Ah, con le ruote gemellate dietro, vedi? Che storie. E 2 entrate, vabbè, una sarebbe da chiudere. No, addirittura il portabici, non ci credo. Vabbè, se io dovessi camperizzare un mostro del genere, ovviamente dedicherei tutta sta parte qua di culo, chiuderei, qua ci stanno le bici di lato e dopo magari degli scaffali per mettere altre robe. E questo è il lato guida, lì al suo computerino c'è scritto GPS, probabilmente gli fa anche il navigatore, e quel display sotto lì che vedi è quello collegato alle telecamere, lui ha 4 aree dove vede dalle 4 telecamere. Ho avuto coraggio, ma ci sono andato, il mio primo bagno chimico della mia vita, ma non puzzava neanche a dire la verità, c'era tipo l'acqua Ken, era blu, sapeva d'acqua Ken, pensa a te, e dopo sono dietro c'era il mio solito bar, quello Wild, però va bene dai, ho detto proviamo anche questa, no, a titolo di esperienza. E vabbè, qua vanno tutti su, quindi noi adesso stiamo giù. Ok, come funziona? Dai coglionazzi! Allora, guarda, tac, fai così e lui dice così. Niente, è già pieno, sono entrate le mucche e quindi andiamo di sopra. Una Brutale e una Ducati, chissà se erano italiani. Wow, stiamo scendendo. L'autista è particolarmente racing. A me non mi mette mai a fuoco, testa di cazzo in macchinetta, sia che non ho la faccia umana, no? La riconosce come non so cosa. Ciao bello, cazzo guarda, non lo so. Allora noi adesso tra le prossime tappe, le prossime cose da fare, abbiamo lo sperare che ci sia ancora lì la bici. Ovviamente ti consiglio di prendere l'autobus perché la passeggiata per arrivare al Millennium Cross non è una passeggiata, ma non mettere a fuoco Giovanni, toglilo dai coglioni. Ecco qua, che cazzo non mi mette mai a fuoco? C'è i cartelli di emergenza che dicono di rompere i vetri in casi di emergenza, no? Sì, ma buttati sotto da sta altezza, porca troia. Ragazzo, io non mi sono dimenticato, non mi sono arreso, eccola qua, forse questo è un esempio di toppa locale. Aspetta che vediamo, no, vedi, dopo da davanti cambi idea, te l'ho detto, ti ingannano. Cioè, non sono brutte, però la figa, no? Quella bella di viso che ti giri, non c'è, proprio neanche una. È una roba incredible. Oh, se si prende il ramo in fronte, quanto rido, mamma mia, vado avanti tipo 2 puntate solo a ridere proprio. Quella è la macchina della pula locale. E i cani randaggi lungo le strade, guarda che dormono proprio in mezzo lì, abituati proprio. Ah sì, che mi ricordo, vedi, questa è la strada per la casa di Madre Teresa, eccola là dietro. Qua ci sono tutti i teenager, guarda teenager, pian teenager, guarda teenager, che gli brutte cazzo, guarda che roba. Vedi, loro ci mettono anche l'impegno, no? Vedi, quei negozi e trucchi e profumi, però non è verso. In questi giorni ci sono anche le elezioni politiche qui nella Macedonia, quindi trovi un casino di cartelli di questi ciarlatani tipici, come ce li abbiamo noi, ce li hanno anche loro, no? Beh, è usanza proprio fermarsi in mezzo alla strada, questo sì, è molto, molto strano. Vedi, questa è top, ma è un cartello, guarda, cartelloni impestati dappertutto. E poi guarda, tutti autobus come il mio. Andiamo qua alla situa, niente, neanche qua. Ah, arriva anche il Papa in concerto, hai visto? Oh, guarda che stazione tipica ragazzo, porca troia, a parte essere sotto i ponti coi barboni. Ottima cosa, le bici ci sono ancora, molto probabilmente in Italia non avremmo trovato le selle. E invece no, qua complete proprio.